Si è svolto oggi al Consorzio Universitario di Agrigento una giornata di studi dedicata a 2600 anni dalla fondazione di Akragas. È stato un momento di confronto scientifico in occasione di un importante anniversario della colonia greca caduto in un momento tra i più difficili dell'era contemporanea e la presentazione al grande pubblico della monografia della rivista Archeo, sostenuta dal Consorzio sotto il coordinamento scientifico dell'architetto Giuseppe Parello, già direttore del Parco della Valle dei Templi e oggi capo servizio gestione parchi e siti UNESCO dell'assessorato ai beni culturali. Hanno aperto i lavori il presidente dell'Equa, dottore Mangiacavallo, che si è intrattenuto sul progetto Global Learning 2. Oggi è un momento particolarmente rilevante dell'impegno culturale del Consorzio Universitario di Agrigento, perché oltre a riprendere una pubblicazione che su nostra richiesta è stata effettuata da una rivista fra le più autorevoli a livello europeo di archeologia, la rivista Archeo, mette insieme oggi i più autorevoli rappresentanti dello studio dell'archeologia nazionale. Non solo, ma rappresenta un momento significativo del progetto Global Learning 2, del quale più volte abbiamo parlato. C'è da sottolineare che il convegno di oggi ha rappresentato l'ulteriore opportuna occasione per rilanciare, insieme ad altre autorevoli istituzioni della città e della provincia, la proposta di ricandidare Agrigento come capitale italiana della cultura. È stata ribadita dagli autorevoli studiosi che sono intervenuti oggi l'importanza non solo archeologica ma anche turistica, paesaggistica, culturale di questa meravigliosa città che non a caso Pindaro aveva definito la più bella città dei mortali. È stato condiviso l'impegno di portare avanti questa candidatura, oggi devo dire più motivatamente, e ci auguriamo che questo percorso, che oggi è solo culturale, domani possa concretamente trasformarsi in un nuovo percorso turistico, economico, sociale e riprendere quella occasione del Grand Tour che alla fine del Settecento ha portato ad Agrigento, e non solo ad Agrigento, gli intellettuali mitteleuropei, e dai viaggi di costoro nacque il neoclassicismo. Speriamo che oggi al posto del neoclassicismo possa derivarne il rilancio doveroso per un posto fra i più belli del Mediterraneo e per una cultura che sicuramente non è seconda a nessun'altra cultura.